Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Inizierà finalmente, possiamo dire, una settimana dal sapore prettamente invernale, senza punte di eccezionalità, però qualcosa si muoverà sullo scacchiere europeo e anche mediterraneo. Per capire cosa accadrà iniziamo con una mappa in quota circa 5.500 metri e incentrata verso metà della settimana per far vedere in pieno oceano con i colori in arancione l'alta pressione, mentre scivolerà sul Mediterraneo una saccatura artica che sarà un po' protagonista della scena meteorologica sia in termini di temperature che sono destinate a scendere sia per quanto riguarda le precipitazioni. Per capire cosa accadrà vediamo un po' la distribuzione delle precipitazioni sul nostro territorio partendo da lunedì, quando ci saranno precipitazioni soprattutto al centro-sud localmente intense, qualcosa anche al nord-est, diciamo che durante la notte qualche fioccata potrebbe avvicinarsi anche sulle aree pianeggianti. Per quanto riguarda il nord-est possiamo dire che inizierà finalmente l'inverno anche sul nostro territorio. Lunedì arriveranno nuove nubi che nel corso della serata e della nottata, infatti questa mappa è incentrata nella notte tra lunedì e martedì, ci saranno delle precipitazioni e qualche fioccata potrebbe avvicinarsi anche alle aree pianeggianti. Andrà meglio il tempo martedì e probabile nuovo peggioramento da mercoledì con neve che, se confermata questa linea di tendenza, potrebbe raggiungere anche le aree pianeggianti. Possiamo dunque dire che l'inverno arriverà sul nostro territorio, come dicevo, nulla di eccezionale, però sarà un attimo da vedere esattamente dove si formeranno i minimi di pressione al suolo, perché questi saranno determinanti nel capire l'esatta distribuzione delle precipitazioni. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti una buona settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.